Durante l'ennesimo atto di violenza da parte dell'ex compagno, la vittima è riuscita a lanciare l'allarme al 112. Così i carabinieri della compagnia di Mestre e della stazione di Milano hanno arrestato ieri pomeriggio un marocchino di 39 anni. L'uomo da tempo segregava in casa la donna, originaria di Milano, con la quale aveva avuto anche un figlio di 2 anni. La donna veniva infatti umiliata e minacciata pesantemente, percossa a più riprese ed indotta a non denunciare queste violenze né a ricorrere alle cure mediche del caso, a un punto tale che non poteva vedere né sentire i parenti, gli amici ed i conoscenti. L'uomo, nonostante un primo immediato provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna, aveva proseguito con la propria condotta scellerata. I carabinieri hanno potuto effettivamente appurare che il telefono della donna, fino a pochi minuti prima, era stato letteralmente bersagliato da messaggi dell'uomo. Le segnalazioni dei militari, con la collaborazione anche dell'associazione Sor Optimist, alla magistratura hanno fatto scaturire un provvedimento restrittivo eseguito ieri con l'accompagnamento in carcere dello straniero.